Comincio io, Bene, buonasera a tutte e a tutti, buonasera all'abituale pubblico di Venerdì Storia. Ecco, questa sera ho il compito di introdurre un relatore d'eccezione e una proposta d'eccezione, nel senso che in questa rassegna ci addentreremo nel finora inesplorato, in una tematica che non abbiamo affrontato in precedenti occasioni, la tematica della demografia storica. Abbiamo questa sera come relatore il professor Giampiero Dalla Zuanna dell'Università degli Studi di Padova per una conferenza dal titolo Una demografia squilibrata, la popolazione del Veneto ieri, oggi e domani. Qualche cenno sulla biografia e sull'attività accademica e le pubblicazioni del professor Giampiero Dalla Zuanna. È padovano di origine, nato a Campo San Piero, è professore ordinario di demografia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Padova. È stato anche senatore nella XVII legislatura. Dal 1985 al 1988 ha lavorato come funzionario presso l'Istituto di Ricerca del Veneto. Ha insegnato all'Università di Messina, Verona, Trieste, all'Università La Sapienza di Roma, per poi approdare all'Università di Padova. È stato consulente del Dipartimento per le politiche della famiglia. In tale veste ha svolto missioni a Bruxelles e in Giappone e ha partecipato all'organizzazione della Conferenza Nazionale della Famiglia del 2007. Dal 2008 al 2011 è stato preside della Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Dal 2008 al 2010 è stato componente del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ed in tale veste ha fatto parte del Comitato Scientifico delle Conferenze Statistiche Nazionali dal 2008 e del 2010. Dal giugno 2008 è Associate Editor della rivista European Journal of Population. Numerose sono le opere che ha composto, le pubblicazioni da lui edite. Ecco, per non citarle tutte, citiamo le ultime tre in ordine di tempo. Cose da non credere, il senso comune alla prova dei numeri, per la terza Bari 2011. Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione, la terza Roma 2016, La famiglia è in crisi, falso, la terza Bari 2017, pubblicazioni unitamente ad altri autori. Io quindi ringraziamo della presenza il professor Giampiero Dalla Zuanna, diamo spazio alla relazione con l'indicazione che come sempre inderogabilmente dobbiamo terminare il nostro incontro alle ore 19 e come ho già detto al professore riserviamo anche un congruo spazio finale per dibattito con domande e osservazioni del pubblico. Grazie. Sì, intanto grazie per questa presentazione che insomma è anche più importante di quello che è. Vabbè, comunque insomma siamo qua. Allora ora il tema di fondo di cui voglio parlare oggi è quello dell'equilibrio, dello squilibrio demografico. E su questo tema cercherò di declinarlo, diciamo, con riferimento al Veneto, con riferimento al mondo che voi conoscete di più perché ci siete dentro, insomma, e fate parte di questa cosa. E anch'io stesso. Allora, intanto che cos'è l'equilibrio demografico? Come lo possiamo definire? Allora, diciamo che una popolazione è in equilibrio quando le generazioni si rinnovano in modo regolare. Per dirla in modo semplice, possiamo vederla così. Quando, per esempio, il numero di persone che vanno in pensione sono uguali al numero di persone, parliamo delle società
di oggi, insomma, più o meno uguale circa al numero di persone che si affacciano sul mercato del lavoro. Allora voi capite che se questi due numeri sono simili, il numero di persone in età da lavoro resta pressoché costante. Vuol dire che escono 100.000 persone e ne entrano 100.000 ogni anno. Questo vuol dire che c'è un equilibrio demografico. Allora, quando si rompe questo equilibrio demografico, possono venire fuori dei problemi. Perché? Perché cos'è accaduto per esempio nel Veneto fra il 1800, visto che queste sono conferenze di storia, no? Come taglio. Cos'è avvenuto nel Veneto fra il 1850 e almeno fino al 1950? È avvenuto che il numero di nuovi lavoratori era sempre superiore al numero di persone che uscivano dal mondo del lavoro. Questo ha portato una forte tensione sul mercato del lavoro, sul mondo del lavoro. E questo secolo, dal 1850 al 1950, non a caso, è stato il secolo delle grandi emigrazioni, dal Veneto, dall'Italia, prima verso l'America del Sud, no? Sapete che ci sono interi paesi dell'America del Sud, specialmente il Brasile meridionale e l'Uruguay, eccetera, dove si parla ancora adesso una lingua che chiamano Talian, che in realtà è il vecchio veneto della fine, metà dell'Ottocento, mescolato al portoghese. Questo è quello che è accaduto. Anche adesso ci sono ancora gemellaggi, ci sono ancora legami che restano in piedi. Ecco, ma poi abbiamo avuto anche un sacco di veneti che sono andati negli Stati Uniti, tanti che sono andati in Australia. Molti di voi che hanno l'età mia o di più si ricordano appunto che ancora negli anni 60 c'era un flusso di persone che andava via. Il motivo, la radice demografica di questa uscita è che aumentava il numero di lavoratori di continuo senza che il Veneto fosse in grado di costruire nuovi posti di lavoro. Anzi, in quel periodo l'agricoltura perdeva posti di lavoro perché aumentava la produttività. Cioè, una cosa è tagliare il frumento con la falce, un'altra roba quando arriva a mietitrebbie. Cioè, quindi ci voleva molto meno gente per produrre la stessa quantità di cibo o addirittura di più, mentre nello stesso tempo la parte industriale del Veneto ha faticato a decollare. Il decollo dell'industria veneta, ricordiamocelo tutti, non è avvenuto come in Inghilterra alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, come anche in alcune aree della Germania, della Francia, ma anche come l'Italia del nord-ovest. È avvenuto più tardi, in particolare a parte alcuni centri particolari di industria, anche qua attorno ce n'erano, no? Ma in generale pensate che nel censimento del 1951 il 43% degli uomini che ha dichiarato il lavoro ha detto di fare il contadino. 51, cioè l'altro ieri da un punto di vista della storia della popolazione, eccetera, no? Ecco, poi a un certo punto però dagli anni 70 in poi, anche un pochino prima, le cose cominciano a cambiare radicalmente. In Veneto avviene quello che è proprio il decollo industriale, in particolare un'industria diversa da quella del nord-ovest, no? Un'industria basata specialmente sulla piccola impresa, piccola ma non per questo meno capace di assorbire lavoratori e anzi con un dinamismo che non era neanche previsto dagli studiosi di storia economica, no? Perché loro pensavano che il destino fosse la grande impresa, la Fiat, quelle cose là, eccetera. Invece da noi si è riusciti a costruire un'industria poderosa che poi è diventata anche servizi, insomma tutto quello del mondo che conosciamo adesso, attraverso modalità diverse. Bene, dagli anni 70 in poi, in particolare si è visto molto bene dagli anni 90 in poi, questo mondo, questo tipo di sviluppo ha cominciato a soffrire a causa di mancanza di lavoratori. Cioè, mentre prima c'era un surplus di lavoratori, dagli anni 90 in poi hanno cominciato a non esserci lavoratori sufficienti per questo tipo di modello di sviluppo, largamente basato ancora sul lavoro manuale, largamente basato sulla disponibilità di persone disposte a fare certo tipo di lavori. In più,
a partire appunto da metà degli anni 70 inizia a diminuire anche il numero di nascite. Questa diminuzione molto forte del numero di nascite, che è cominciata appunto a metà degli anni 70 e è andata avanti per il cinquantennio successivo fino ad oggi, questo ha portato naturalmente, se diminuiscono i nati, 20 anni dopo avete automaticamente una diminuzione delle persone che si affacciano sul mercato del lavoro. Ed è quello che stiamo vivendo adesso. Adesso abbiamo, e ormai da più di 2-3 decenni, abbiamo una carenza di nuove leve che si affacciano sul mercato del lavoro. È il motivo per cui quando andate in giro per Bassano trovate cercasi commessa, andate nell'andore industriale, trovate cercasi operai e altre cose di questo tipo. Anche perché, cos'è successo? Vi faccio adesso, Bassano è una città che ha attratto molte famiglie giovani, eccetera, quindi questo fenomeno lo sente meno di altri posti. Adesso a Bassano abbiamo 458 persone, l'ho guardato naturalmente sul sito dove è scritto, che hanno 20 anni e 519 persone che hanno 65 anni. Quindi il numero non è poi tanto diverso, abbiamo uno squilibrio di una sessantina di persone. Però fra questi 65 anni più o meno 2/3 hanno la licenza media inferiore ancora, mentre i ragazzi di 20 anni, 2/3 hanno un diploma superiore o una laurea. Quindi, morale della favola, oggi a Bassano, su circa 300 persone che vanno in pensione, che fanno lavori manuali, ci sono solo 100 ragazzi disposti a fare lavori manuali. Ecco perché non trovate le commesse, perché non trovate chi fa certi tipi di lavori. Mentre c'è una sostituzione abbastanza buona per chi ha diploma, laurea, cose del genere. Anzi, ci sono più laureati e diplomati rispetto a quelli che vanno in pensione. Ecco perché alzi la mano chi di voi ha un figlio o un nipote all'estero. Su. Eccoli qua. 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. Quindi vedete, questo fenomeno è legato a tante cose. Di là sono pagati meglio, di là hanno carriere più veloci, altre cose di questo tipo. Però dietro ancora c'è un problema di demografia. Come c'era un problema di demografia alla fine dell'Ottocento, per tutta la prima metà del Novecento in Veneto, legato a un eccessivo, a un surplus di numero di lavoratori rispetto a quelli che andavano in pensione, adesso abbiamo una cosa opposta, che si differenzia, riuscite a seguirmi, va bene questo tipo di tono? Ecco. Si differenzia a seconda, appunto, se parliamo di lavori manuali e di lavori intellettuali. È quasi paradossale, no? Cioè abbiamo, da un lato, attraiamo gente perché abbiamo bisogno di gente che faccia lavori manuali. Pensate che in Italia o in Veneto? In Italia, no, in Veneto credo, ci sono 80.000 badanti. Ok? Dov'è che trovate un italiano disposto a dormire a casa di un anziano? Non si trovano, insomma, non ci sono. Cosa vuol dire che non ci sono? Vuol dire che nessuno è costretto a farlo. Non è che si divertono a farlo quelli che vengono dall'Ucraina, dalla Moldavia, da altri posti. Lo fanno perché l'alternativa loro è a casa loro non avere lavoro. Questi sono i fenomeni migratori. C'è uno squilibrio fra il mercato del lavoro che c'è in un posto e quello che c'è in un altro, squilibrio di stipendi, squilibrio di presenza di occasioni di lavoro e altre cose di questo tipo. Quando c'è la possibilità di movimento, e questo c'è perché ormai per andare dalla Romania, dalla Moldavia al Veneto ci si mette anche coi carrettini, cos'è che hanno? Coi camioncini ci si mette 2 giorni, insomma, non come una volta che per andare negli Stati Uniti dovevi fare testamento prima nelle navi, eccetera, ok? Quindi con questo tipo di possibilità, questi scambi, e lo stesso vale per i nostri ragazzi che vanno a lavorare in Germania, che vanno a lavorare in Olanda, che vanno a lavorare in Danimarca e altre cose di questo tipo. Ok? Ecco, quindi in questo mondo ora facilmente, dove il movimento è molto facile e dove ci sono questi squilibri, abbiamo appunto la situazione che voi vivete poi nelle vostre singole famiglie e vivete attraverso i vostri figli, i vostri nipoti, se ci sono giovani i vostri fratelli e cose di questo tipo, ok? Quindi questa è la situazione attuale.
A questo squilibrio di tipo per le età e per il titolo di studio si aggiungono altri due squilibri importanti. Uno è uno squilibrio territoriale. Cosa vuol dire squilibrio territoriale? Che abbiamo una città come Bassano, e ce ne sono tante di questo tipo in Veneto, ma non solo in Veneto, in cui tutto sommato il numero di famiglie giovani rispetto diciamo, alla popolazione complessiva è ancora un numero importante. Ma abbiamo alcuni territori, anche a pochi chilometri da qua, dove questo squilibrio è drammatico. Se voi guardate i dati dell'Altopiano d'Asiago, guardate i dati di altre zone montane del Veneto, guardiamo altre cose di questo genere, vediamo che la popolazione è pesantemente deteriorata. Cosa vuol dire deteriorata? Non è che gli anziani siano deteriorati, ma la popolazione è deteriorata nel senso che il ricambio delle generazioni è ormai impossibile. È impossibile perché abbiamo, che so io, il doppio di anziani rispetto alle popolazioni in età lavorativa o cose di questo tipo. Questo problema che c'è in realtà problema, insomma, questa situazione che è dell'Italia è, no, prima però parlo di un altro squilibrio. Un altro squilibrio è quello mondiale che c'è. Se noi abbiamo qui in Italia una popolazione molto vecchia e che sta invecchiando ancora, sta invecchiando ancora per due motivi: sta invecchiando perché aumenta la sopravvivenza e anche perché stanno diventando vecchi i figli del baby boom, che sono nati fra gli anni 50 e gli anni 60. No? Quindi noi parliamo di invecchiamento dall'alto e invecchiamento dal basso. No? Questi numeri stanno aumentando. Nello stesso tempo abbiamo territori che ormai sono vicini a noi, perché con un volo aereo ci metti poche ore per andare da una parte all'altra, spendendo molto di meno di una volta. Mi diceva un mio collega di una certa età, più vecchio di me, lui era andato negli Stati Uniti con una borsa di studio negli anni 60, il prezzo del biglietto aereo equivaleva al prezzo di un'utilitaria. Adesso vai e torni da Los Angeles con 600 euro. Quindi quanto è 600 euro? È un decimo di quello, ma che un decimo? Un ventesimo di quello che costa la macchina che costa meno. Tanto per dire come sono cambiate le cose in pochi anni. Ecco, quindi questo squilibrio mondiale, abbiamo questi territori, in particolare in Africa, ma non solo, che hanno una forte esuberanza di giovani, molti più giovani, gente che ha meno di 20 anni. Io ho visto il dato l'altro giorno che l'ho presentato agli studenti del Mozambico, che ha il 55% di persone che vivono in Mozambico che ha meno di 20 anni. Anche in Mozambico sta calando la fecondità, però c'è un'inerzia, ci sarà un'inerzia negli anni prossimi, per cui nei prossimi 10 anni siamo praticamente certi che il Mozambico continuerà a aumentare di 1 milione di persone all'anno. Adesso sono circa 50-60 milioni, si avvicineranno agli 80 e 90 milioni di persone. Quindi capite che da un lato abbiamo questo mondo occidentale che sta invecchiando, dall'altro lato abbiamo un mondo in cui ha una grande esuberanza di giovani, anche se anche là le cose stanno cambiando, ma cambiano lentamente, no? Per cui è ovvio che molti di questi ragazzi faranno fatica a trovare un lavoro nel posto dove stanno e sono attratti naturalmente, anche perché ormai tutti hanno questi aggeggi, tutti hanno l'accesso a internet, tutti vedono com'è il mondo di qua e di là, quindi spesso si fanno anche un'idea diversa dal mondo com'è veramente, perché vedono solo il lato, diciamo, però se uno fa un giro da quelle parti capisce perché è così attrattivo l'Occidente, perché è così. Ecco, quindi abbiamo quindi anche questo squilibrio territoriale. Allora, la domanda che ci possiamo fare è questa: ma com'è che possiamo pensare a rimediare questo? E perché è necessario rimediare? È necessario rimediare in una realtà come l'Italia o lo squilibrio demografico, perché la nostra organizzazione della società e dello Stato è basata sul fatto di avere un numero di persone in età di lavoro, o per meglio dire di lavoratori, un numero di lavoratori sufficienti per garantire una vita decente sia alle persone che non possono ancora lavorare, che sono poche, sia a quelle che non possono più lavorare, che sono molte di più.
Quando è che questo equilibrio si mantiene? Si mantiene quando il numero di persone in età di lavoro è sufficientemente, appunto, numeroso. Ora, in Italia ora stiamo ancora aumentando il numero di persone in età di lavoro, c'è un bacino importante, in particolare abbiamo ancora un basso livello di occupazione delle donne in Italia, specialmente le donne oltre i 40 anni, abbiamo ancora una quota relativamente bassa di giovani che lavora, in altri paesi molti ragazzi che studiano hanno anche un lavoretto, in Italia molto meno rispetto ad altri paesi, abbiamo una quota molto bassa di anziani che continuano a lavorare, in altri paesi è un livello più alto, però a un certo punto quando i numeri diventano quelli che vi ho descritto prima, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma non ce la facciamo. E il nostro meccanismo, il nostro sistema sanitario, il nostro sistema pensionistico e il nostro sistema anche di assistenza fa fatica a reggere. Parliamo solo delle pensioni, cioè le pensioni adesso vengono pagate coi soldi degli attuali lavoratori, cioè non vengono pagati, adesso vedo qua un po' di pensionati, almeno vedendovi vedo che siete pensionati, penso almeno, magari lavorate più di prima, però insomma, mica si lavora solo per i soldi, si lavora anche per la gloria, no? E per i figli. Ecco, allora questi pensionati hanno diritto a ricevere i soldi perché hanno maturato il diritto alla pensione secondo le leggi vigenti, però i soldi che prendono non sono i soldi che hanno versato loro, sono i soldi perché i soldi che hanno versati loro sono stati usati per pagare le pensioni dei vostri genitori, quando ancora c'erano e quando ancora li prendevano. Quindi cosa succede praticamente se i contributi versati non sono sufficienti per pagare le pensioni? Che si va a pescare sulla fiscalità generale. Però pescando sulla fiscalità generale vuol dire che i soldi della fiscalità generale li metti là piuttosto che per fare qualcos'altro. Perché non esistono i giochi a somma zero su ste robe. A un certo punto ci si trova, ecco, per cui è sensato porsi il problema di come fare almeno ad attenuare questo squilibrio demografico. Io parlerò di 3 cose rapidamente su cosa si può fare per attenuare questo squilibrio. Il primo, naturalmente, è quello di ragionare diciamo un po', su quello che, come possiamo dire, aumentare a condizioni demografiche date, aumentare la quota di persone attive. Vi ho già detto il discorso delle donne, anche se la cosa è delicata, perché se aumenta la quota di donne ultra quarantenni che lavora, chi è che fa i lavori casa? Cioè, voglio dire, bisogna che ci sia un sistema che permette alle famiglie di avere una vita come la desiderano, anche con la donna che lavora. Guardate, io confrontando i dati dell'Italia e della Francia, è interessantissimo, sia le coppie che hanno 2 figli, la quota di ore che gli uomini dedicano alla famiglia è più o meno la stessa in Italia e in Francia, molto bassa. La cosa interessante è che in Italia la quota di ore che dedicano le donne è molto più alta che in Francia. Noi abbiamo degli standard del livello di pulizia delle case, del livello di cucinare a casa, del livello che è molto più alto rispetto ad altri paesi. A volte ce lo dimentichiamo di questo. L'Italian style of life, lo stile di vita italiano, è uno stile di vita che prevede un impegno importante di tipo domestico. Allora, come si potrebbe... Molte coppie giovani stanno risolvendo questa questione con un impegno molto maggiore dell'uomo all'interno del lavoro domestico. Io vedo mia figlia e mio genero, gli è nato il 3° bimbo adesso, e veramente il mio genero e sono praticamente interscambiabili, a parte l'allattamento naturalmente, ok? Anche se lui si alza per preparare la giunta, cioè quando deve dargli un po' di latte in più perché non basta quello della mamma, ok? Quindi questo è effettivamente un bilanciamento dell'attività domestica di lui e di lei, è una delle cose che può aiutare questo sistema. Però in realtà non è la cosa che basta, non è sufficiente. Bisogna anche pensare, abbiamo fatto proprio stamattina un convegno su questo, quello che viene chiamato l'invecchiamento attivo. Già adesso l'impegno delle generazioni, fino a quando ce la fanno, che stanno andando verso
l'età più avanti, insomma, nella famiglia è un impegno importante, no? Sia per tenere i nipoti, sia per tante cose. Agevolato dal fatto che gran parte degli italiani vive vicino ai propri figli e gran parte dei figli vivono vicino ai propri genitori. E questa è una specifica molto italiana, anche questa. Sempre nel confronto con la Francia, noi vediamo che in Francia è molto più comune che genitori e figli vivano molto lontani l'uno dall'altro. Però al di là di quello, insomma, sarebbe importante anche agevolare meccanismi per cui le persone che ce la fanno, che vogliono, eccetera, pur essendo in pensione, possono continuare a lavorare o possono utilizzare meccanismi misti di pensioni e stipendio, cosa che ora in Italia non ci sono o sono molto difficili. Addirittura in Italia, se tu sei in pensione, per certe categorie almeno, chi è in pensione e guadagna più di un certo tot perde un po' di pensione. E questa è l'idea sbagliatissima che il pensionato ruba lavoro ai giovani. È una cavolata, cioè non è vero che è così. Siamo in una condizione, magari era così 50 anni fa, forse, ma adesso non è così. Non ha senso un ragionamento del genere. Quindi su questo bisognerebbe lavorare molto. Ecco, quindi vedete, su questo è un maquillage importante che si può fare. E magari ne parliamo poi con le domande, eccetera. Il secondo aspetto importante è naturalmente quello di gestire in modo sensato le migrazioni. Intanto bisogna fare in modo che i nostri ragazzi vadano via di meno. Cioè, e per fare questo bisogna che accadano due cose: che siano pagati di più, prima cosa, e che le carriere all'interno delle aziende, all'interno anche degli enti pubblici, eccetera, non siano, come adesso, collegati quasi esclusivamente all'anzianità o al baronaggio, cose di questo tipo, cioè al dominio della generazione precedente, diciamo così. Ok? Questa roba qua in altri paesi, anche là ci sono queste cose, non a caso queste cose ci sono specialmente nei paesi che hanno una fecondità molto bassa. Anche il Giappone ha una società molto basata, per esempio, sul cursus honorum legato all'età, e anche là nascono pochissimi bambini. Sono collegate queste cose, magari poi ne parliamo. E questa è la prima cosa. L'altra cosa è gestire in modo sensato le migrazioni che vengono, le immigrazioni dall'estero, che ora sono gestite in modo, diciamo così, per essere eleganti, disordinato. Cioè nel senso che abbiamo una legge che praticamente impedisce l'ingresso regolare in Italia. Quasi tutti quelli che fanno click day sono già in Italia, lavorano in modo irregolare, sono entrati quasi tutti col visto turistico, una minoranza entra con le barche, e in qualche modo poi vengono stabilizzati con i click day, con altre cose, eccetera, fra l'altro molto farraginosi. Se vi capita, guardate, forse l'avete visto in televisione, l'ultimo data room della Gabanelli, che spiega come le quote che il governo adesso ha alzato molto, su spinta degli industriali, specialmente le quote di ingresso annuali, fanno fatica a trasformarsi in permessi di soggiorno regolare. Ci sono delle trafile burocratiche totalmente insensate, vista la richiesta di lavoro. Questo non vuol dire che bisogna aprire le frontiere, siamo tutti fratelli, tutti amici. È vero che siamo tutti fratelli e amici, ma l'aveva detto anche Papa Francesco, non ha senso far venire persone quando queste non hanno lavoro. Però se c'è una richiesta di lavoro forte, dobbiamo fare di tutto per far combaciare la domanda con l'offerta di lavoro. Anche perché, guardate, le persone che vengono da fuori, questo spesso ce lo dimentichiamo, intanto sono la meglio gioventù. Vuol dire, sono quelli che vogliono effettivamente costruirsi una vita nuova. Naturalmente arrivano anche la meglio gioventù peggiore, cioè nel senso, una volta un mio amico rumeno gli ho chiesto: ma avete criminalità? No, sono tutti da voi, hanno detto, perché da voi si può rubare, da voi qui non c'è niente da rubare. Era un po' di anni fa, adesso la Romania è camminata molto. Quindi non è che non si deve transigere su queste cose, non si deve transigere sul fatto che chi viene in Italia deve rispettare la Costituzione. Tu non puoi trattare le donne come le tratteresti se fossi in un paese in cui le donne valgono meno di niente. Tanto per dire, no? Tutti abbiamo visto fatti di cronaca tremendi su queste cose, eccetera. Ok? Tuttavia, dobbiamo essere molto consapevoli del fatto che
appunto questi ragazzi che arrivano spesso sono gente molto volenterosa, che ha voglia, eccetera, e nello stesso tempo hanno un'ansia molto forte, uso un termine che in Italia di solito non si usa mai, di assimilazione, cioè di diventare simili alle persone che stanno qua. Certo, ci sono barriere culturali, ci sono tutto quello che volete voi, ma cominciando da un discorso legato ai consumi, legato alla ricchezza, legato ad altre cose, nel giro di 1 o 2 generazioni succede esattamente quello che è successo agli italiani che sono nati in Italia, in Australia e negli Stati Uniti. Tu diventi australiano, diventi americano. Come gli stranieri che vengono qua, nel giro di 1 o 2 generazioni diventano italiani. Avranno la pelle un colore diverso dal nostro, avranno gli occhi in su invece che in giù, ma da un punto di vista della mentalità, delle idee, eccetera, cioè, vuol dire, se qui c'è la cultura italiana e qui c'è la cultura che arriva da fuori, il processo è di questo tipo. È un processo di tipo assimilatorio. Questo è studiato ed è così dappertutto. Ci sono eccezioni, naturalmente, non per tutti è la stessa cosa. Ecco. Terza cosa. Allora, l'altra cosa è, più nel lungo periodo, il rimedio è cercare di aiutare le persone che vogliono avere figli ad averli. Perché se non abbiamo un aumento della natalità, Houston abbiamo un problema. Cioè, nel senso, l'anno scorso in Italia sono nati 380.000 bambini. Nel 2008 ne erano nati 580.000. Quindi abbiamo avuto un crollo di 200.000 nascite in meno di 20 anni. È un crollo fortissimo. E da cos'è dovuto questo crollo? Da un lato è dovuto al calo delle donne in età fertile. Cioè le donne in età ad aver figli, le figlie del baby boom, sono uscite trionfalmente dall'età in cui si possono avere bambini. Questo più o meno ha causato metà di questo calo. Ma l'altra metà è causata specialmente dalla fatica che fanno i ragazzi a stare in coppia convivente. I prezzi delle case sono esplosi, specialmente per l'affitto. E questo è successo in tutta Europa, sta roba. E nello stesso tempo c'è stato anche un cambiamento culturale per cui tanta gente dice anche, insomma, ma vale la pena avere figli? La mia vita è bella piena anche senza, mentre una volta l'idea di avere il figlio era una cosa data per scontata, che avere figli era meglio che non averne. Adesso invece anche questo sta un po' cambiando. Allora, su questo cos'è che può fare una società, uno Stato, un governo, quello che volete? Beh, intanto può far sì che la gente che i figli vuole averli non cada in povertà per il fatto di averne. Questo è fondamentale. Voglio dire, intanto togliamo il più possibile le barriere di tipo economico a questa cosa. E poi è fondamentale creare anche un clima amichevole per le famiglie con figli. E questo anche gli enti locali, io parlo qua, è una cosa organizzata anche dal comune, eccetera. Anche gli enti locali possono fare moltissimo per creare una società in cui le famiglie con bambini si sentano a casa loro e non si sentano invece quasi, come posso dire, quasi sopportate. Devono essere supportate, non sopportate. Basta cambiare una vocale e cambia tutto. Ok? Ecco, questo è una cosa che un pochino si è fatto. È stato molto importante quella misura a cui ho contribuito anch'io quando ero in Parlamento, che è l'assegno unico. Se volete ne parliamo dopo, che adesso voglio finire. È molto importante cose tipo i bonus nido. Sono molto importanti anche altre cose di questo genere, però in realtà noi avremo bisogno di radicali cambiamenti. L'Italia è l'unico paese europeo ormai che manda i ragazzini di 11 anni a casa all'1 di pomeriggio. Cioè, non va bene una cosa del genere. Cioè, come possiamo pensare di avere, ormai per poter portare avanti una famiglia bisogna avere 2 redditi. Con un reddito solo si è poveri, se hai 2 o 3 figli, ok? Ma come si fa ad avere 2 redditi se uno dei 2 genitori deve essere a casa all'1 perché arriva il bambino dalla prima media pieno di fame, insomma? Capite? Cioè, non funziona sta roba. Cioè, in altri paesi è normale che la scuola duri fino alle 4 di pomeriggio. 4, 4 e mezza, quello che è, insomma. Ok? Quindi, per questo avremo bisogno di una riforma
tipo quella che c'è stata nel 63 quando è stata messa la scuola media unica, no? Una riforma che appunto stabilisca un patto, come dovremmo fare una riforma delle vacanze, cioè non è possibile avere 3 mesi col bambino a casa. Cioè, voi che alcuni di voi credo sono nonni con nipoti, quanti è di voi che avete dovuto tenere i nipoti durante il mese di luglio piuttosto che di settembre, eccetera? Anche qua, in altri paesi non è così. In altri paesi che hanno una fecondità più alta della nostra, hanno magari qualche settimana in più di vacanza durante l'anno, ma non hanno periodi estivi così prolungati per cui i bambini insegna anche, oppure costa un sacco di soldi mandarli ai vari centri. Fortuna che ci sono i GREST almeno che aiutano per qualche settimana nelle parrocchie, questo però, ecco, quindi su questo abbiamo bisogno di riforme radicali. Finisco dicendo un conticino che abbiamo fatto. Se voi toglieste un anno di scuola, cioè finiste la scuola a 18 anni invece che a 19, come è in quasi tutta Europa, e toglieste la scuola al sabato, si potrebbe tenere i bambini a scuola fino a 16 anni, scusate, alle 16, senza un aumento delle ore di scuola, quindi senza un aumento dei costi enorme. Allora io dico, cosa aspettiamo a fare queste cose? Di questo c'è bisogno, secondo me, per costruire un paese in cui un po' alla volta gli squilibri demografici comincino ad attenuarsi. Non sarà facile, però io credo che incontri come quelli di oggi e anche la pressione dal basso su queste cose può fare molto. Grazie. Abbiamo una mezz'oretta ancora, se volete. Io sono qua. Raccoglie lei le domande? Abbiamo ampio spazio per un dibattito, grazie per l'appassionata e nutrita relazione al professor Barrazzuana. Chiedo se abbiamo un microfono gelato, altrimenti chi ha domande può venire eventualmente qui davanti, perché devono sentirci anche coloro che sono collegati in diretta a Facebook. Dice un signore. Penso di sì, perché sennò non la sentono da casa. Se chi ha domande venga qua davanti perché ci facciamo sentire anche ai collegati in Facebook. Vai. Allora, a me sembra che la questione... Sono Paolo Bertolin. A me sembra che la questione sia una questione eminentemente politica. È solo politica. Non che non ci sia più il fervore della riproduzione. Non abbiamo un tasso di infertilità in Italia, ma cosa stiamo inventando? C'è bisogno che un governo mi paghi per far figli, come ho sentito dire, come l'epoca fascista? Ma non scherziamo mica. Perché i nostri ragazzi scappano di casa dopo aver faticato e fatto sacrificare i genitori per ottenere una laurea, dove attorno alla nostra Europa, che dovrebbe unificare anche i benefici di tutti, pagano di più? Perché non vogliamo il salario unico, perché siamo i detentori dei salari e degli stipendi più bassi. Che classe politica ci vuole per arrivare a realizzare la riforma che lei sta auspicando, professore, della scuola? Ma ci vogliono dei geni. Purtroppo i Leonardo e i Michelangelo in Italia sono scarsi. Nelle famiglie prolificano i cani, non i geni, mi dispiace dirlo. E mi dispiace anche sapere che io ho una nipote che è dovuta andare anch'essa all'estero
con anche un po' di ansia, non solo per la mamma, anche per i nonni. La politica è carente, professore. Qui ci vuole un coraggio forte. Gli italiani devono tirar fuori dei talenti che avevano e che adesso non hanno più. Mi spiace. Raccogliamo un po' di interventi, sì, dice il signore. Ci mettiamo più comodi, prego. Francesco. Allora, professore, il taglio che ci ha dato ha messo insieme tante cose facendo una sintesi che non è così comune e così scontata, perché agli stessi argomenti si arriva, come dicevamo adesso, o in termini politici o partitici, oppure al massimo in termini giornalistici. Per cui sono poche sparute tessere di un mosaico che invece non trova un senso, non trova una direzione, guardando a quella che è l'opinione comune su questa dimensione della demografia squilibrata. E allora le chiederei un aspetto che spesso risulta fortemente accentuato proprio dai giornali e dalla politica. Le immigrazioni in Italia, prima ha dato dei riferimenti, se potesse essere un po' più ampio e dire quanti arrivano, come arrivano, quanti legalmente, quanti no, avere un quadro altrettanto sintetico. Grazie. Mi chiamo Paolo e vorrei che lei... Paolo Bis. Vorrei sentire da lei cosa pensa della decrescita felice, perché tutto quello che lei ha detto, secondo me, va bene, è tutto impostato in una crescita immaginata quasi infinita, mai che non abbia un limite, e vorrei sentire la sua opinione in merito. Ecco, per sua sfortuna mi chiamo Paolo. Siete i beati Paoli, famosi. Allora, intanto la ringrazio per la chiarezza e la sintesi e anche il coraggio di toccare temi non semplici. Tra quelli che ha citato mi interessa quello della povertà, che aleggia in maniera trasversale nelle diverse dinamiche che lei ha delineato. Le chiedo quindi, sia come nazione ma anche come Veneto, se c'è qualche attenzione anche su questo fronte, perché leggiamo sui giornali che la povertà relativa o assoluta sembra essere crescente, e vorrei capire anche qui se ci sono azioni politiche che potrebbero essere messe in atto per evidentemente evitare questo fenomeno. Grazie. Facciamo un giro di risposte e poi sì. Naturalmente le risposte saranno sintetiche perché sennò bisogna fare un'altra relazione. Beh, facciamo la signora, dai, che abbiamo anche una voce femminile che di sicuro non si chiama Paolo, anche perché... Mi chiamo Caterina. Caterina, benissimo. Sono nonna di 14 nipoti. Che meraviglia. Laureati, e tutti lavorano all'estero perché in Italia non c'è lavoro per loro. Ne ho in America, ne ho in Olanda, ne ho in Belgio, ne ho in Germania, ne ho in Francia, sono sparsi su Europa e all'estero. L'Italia non ha materie prime, non può arricchirsi. Il problema è quello. Dobbiamo acquistare tutto. Allora, no, cerchiamo di vedere un po' di cose. Allora, ovviamente la questione è politica, ovvio che la questione è politica.
anche se ci sono anche delle, come posso dire, delle componenti culturali che ho cercato di mettere in evidenza, che fanno sì che la politica deve tener conto del fatto che l'Italia è diversa dalla Francia, l'Italia è diversa dalla Germania, l'Italia è diversa dagli Stati Uniti, cioè diversa come meccanismo proprio. Prima è stato citato da parte del, non mi ricordo il nome, ecco, di Gian Andrea è stato citato quel libro che abbiamo fatto che si intitola La famiglia in crisi falso, no? In cui proprio cerchiamo di mostrare come l'Italia è fortemente strutturata attorno al meccanismo delle famiglie. E non è le famiglie che fanno da supplenza dello Stato, fanno anche da supplenza dello Stato, però sono anche, ripeto, un'organizzazione fatta in modo diverso rispetto a quello che è la famiglia in altri paesi. Se voi avete ragazzi all'estero, fatevi raccontare un po' la differenza che hanno trovato, per esempio, nel legame genitori e figli che c'è in Danimarca, piuttosto che in Italia, piuttosto che in Germania, e in America. In America è normale vedere i genitori 2 o 3 volte l'anno per tanti ragazzi, ok? Cioè, così funziona. Da noi invece le cose sono fatte diverse. Detto questo, la questione è politica ed è molto difficile uscire da sta cosa, anche perché esiste quella che si chiama la teoria dell'elettore mediano. Adesso ve la spiego in tre parole. Cioè, praticamente, se voi andate a vedere l'età media dell'elettore, di solito quello che la politica propone è guardando a una persona che ha quell'età là. Siccome l'età media dell'elettore in Italia adesso è attorno ai 50 anni, 50-55 anni anche, voi capite che è difficile proporre cose per i giovani che possano andare contro questi. Adesso si sta discutendo sul fatto che, secondo la legge, che in realtà è la legge Dini, poi rivista da Monti, Fornero e compagnia, secondo la legge Dini dovremmo aumentare l'età al pensionamento di 3 mesi. Perché? Perché nell'affare che calcola, chiamiamolo algoritmo, va bene, diciamo la parola che ha, l'algoritmo che calcola l'età al pensionamento, nonché quanto si prende di pensione, eccetera, c'è dentro anche l'attesa di vita a 65 anni. Perché? Perché se non teniamo conto di questo, ci troviamo con dei buchi enormi nella previdenza. Enormi, guardate, cosa vuol dire un mese in più di lavoro? Un mese in più di lavoro, adesso abbiamo circa 800.000 persone che hanno 65 anni. Un mese in più di lavoro e un mese in meno di pensione vuol dire un mese in più di contributi e un mese in meno di pensione che prendi. Viene fuori 1 miliardo. Cioè, non quello che si legge sul giornale di sterilizzare questo incremento della speranza di vita è una cosa che porta a 1 miliardo che deve essere trovato da qualche altra parte. Ma chi è che lo paga sto miliardo? I nostri figli. Cioè, non è che paga mio nonno, cioè li pagano quelli che adesso lavorano e li pagheranno non 1 miliardo una tantum, ma sarà 1 miliardo ogni anno che viene pagato in più. Capite? Allora, se io devo fare operazione di verità su queste cose, cioè bisogna essere consapevoli che per i politici è molto difficile resistere dalla tentazione di fare delle proposte che guardano al grande corpaccione della maggioranza degli elettori, perché la maggioranza degli elettori guardano e sperano di andare in pensione presto, hanno 55 anni, 60 anni, digli che lavori un mese in più non sono contenti, ok? Però nello stesso tempo un politico avveduto deve anche dire le cose come stanno. Cioè, ripeto, non esistono pasti gratis, non esiste gioco a somma zero su ste robe. Se favorisci qualcuno, sfavorisci qualcun altro. Se tu non fai pagare di più le concessioni balneari, vuol dire che qualcuno non ha quei soldi là. Capite? Cioè, è questo il meccanismo. Allora, per questo l'opinione pubblica su questo dovrebbe essere molto più presente, mentre purtroppo su questo si fa fatica a muovere qualcuno. Del resto io faccio sempre questo gioco con i miei studenti, lo faccio anche con voi, vediamo se funziona. Allora, secondo voi è giusto che lo Stato aiuti di più, quindi faccia pagare meno tasse alle famiglie con figli? Rispondete senza pensarci troppo. Sì, dite di sì. Ecco, secondo voi è giusto che lo Stato faccia pagare più tasse a chi non ha figli?
È la stessa roba, eh? È la stessa roba. Questo vuol dire che non esistono giochi a somma zero. Per questo c'è bisogno, sì, di politici avveduti, ma c'è bisogno anche di una pressione dell'opinione pubblica su queste cose che riesca a, come si dice, a far capire, perché io sono stato 5 anni là in Parlamento, sti qua, cioè la gente che era là sa benissimo ste robe, non è che non le sappia, solo che trasformare una cosa in provvedimenti che colpiscono qualcuno piuttosto che altri è molto difficile, è molto difficile. Ecco, Francesco, l'opinione comune sulle migrazioni. Beh, sulle migrazioni un po' i punti di fondo ho cercato di toccarli. Adesso come adesso abbiamo una quota di immigrati in Italia che è circa, adesso posso sbagliare i numeri, sui 100-200 mila l'anno di ingressi. Questi almeno sono quelli iscritti in anagrafe, cioè noi come facciamo a contare ste robe? Andiamo a vedere il dato di iscrizione all'anagrafe e il dato di cancellazione anagrafica. Noi abbiamo circa 200.000 iscrizioni dall'estero e in più abbiamo, 200.000 di saldo, in realtà le iscrizioni sono di più perché c'è anche gente che va via, e abbiamo poi tanta gente che va anche via dall'Italia. Oltre a questo però ci sono anche gli ingressi irregolari. Adesso abbiamo più o meno circa, almeno dalle stime che si provano a fare, ovviamente sono difficili da stimare perché non è che uno te li chiedi, ma la stima dice che abbiamo circa 500.000 di persone irregolari in Italia. Non sono grandi cifre in un paese di 60 milioni di abitanti. Il problema è che sono concentrati in alcuni luoghi. Il problema è che molti di questi sono vicini a un discorso di criminalità e cose di questo tipo. Capite? Cioè, questa è un po' la questione. Per cui, per questo dico che le migrazioni vanno gestite in modo saggio, che bisognerebbe cambiare la legge. Per esempio, una delle cose che si può fare è fare come c'è in Australia, come c'è in Spagna, avere il permesso per ricerca di lavoro, che non c'è in Italia adesso. Adesso, paradossalmente, come si chiama? Un imprenditore che vuole prendere uno straniero, cioè deve chiamare Mohamed dalla Zuanna, lui, quella persona lì. Come fa un imprenditore di una piccola impresa a prendere una persona senza averla provata prima, ma non esiste, ma non esiste neanche nelle grandi imprese una roba del genere. Allora ci sarebbe bisogno del permesso. In Australia hai il permesso che dura 6 mesi e poi se hai trovato lavoro ti danno il permesso per stare di più. Se non l'hai trovato devi andare a casa. Si può fare anche da noi, magari mettendo una fideiussione, cioè praticamente tu fai questo e devi dare una quota di soldi che è quella per pagarti il viaggio per tornare indietro. Che sta roba qua costerà sempre meno dei viaggi della speranza, che costano 5-6 mila euro, anche di più, per arrivare in Italia con le barche o facendo la rotta balcanica o altre assurdità del genere. Assurdità per chi le vive, poveracci, perché insomma non sono passeggiate di salute. Ok? Questo è, e purtroppo anche su questo la politica fa fatica, preferisce da un lato fare il duro, far finta, per meglio dire, di essere dei duri, e dall'altro far finta di essere dei buonisti. Siamo tutti fratelli, entra chi vuole, oppure non entra nessuno, solo quello di cui abbiamo bisogno. Sì, ma cosa vuol dire che abbiamo bisogno? Bisogna creare i meccanismi perché questo sia fattibile. Ecco, anche su questo abbiamo bisogno delle cose. Poi, decrescita felice. Ma secondo me la crescita felice è una stupidaggine, scusate. Cioè, è chiaro che la crescita non può essere infinita e ha bisogno di e adesso in ogni caso sarà molto inferiore di quella che era quando eravamo giovani noi negli anni 60, 50, cose del genere. Crescita economica intendo. È vero però che se non c'è crescita economica è un problema grosso, nel senso che si crea un meccanismo. Se hai un calo di reddito, cosa fa la gente? Tende a risparmiare di più, perché dice se le cose vanno male possono andare ancora peggio. Ma se tu risparmi, consumi ancora meno e il reddito cala ancora. Cioè si crea una spirale negativa
Ecco, purtroppo viviamo in una società, purtroppo per fortuna, che ha bisogno di essere continuamente stimolata, perché gli imprenditori devono far lavorare la gente, perché pensano che facendo degli investimenti, che sono il vero motore della faccenda, degli investimenti poi guadagneranno di più. Ecco, uno dice, ma insomma, ma lavoriamo per gli imprenditori. Certo che lavoriamo anche per gli imprenditori, perché se non c'è impresa che funziona, non hai neanche i lavoratori che ci possano lavorare. Quindi il meccanismo, io credo che sia così. Nessuno ha dimostrato che con una decrescita possa succedere qualcosa di positivo. Finora le decrescite sono sempre state un disastro. Aumento della disoccupazione, aumento appunto delle persone che non stanno male, aumento della povertà. Povertà, allora, sono due adesso di fondo le cose che causano povertà in Italia. Il numero cioè la povertà cresce al crescere del numero dei figli, cioè il gruppo più povero in Italia, secondo Istat ormai da tanti anni, sono le famiglie con 3 o più figli. Questi sono quelli più poveri. Sono più poveri sia a livello di reddito familiare, ma anche a livello di reddito pro capite. E poi l'altra condizione forte, ne abbiamo già parlato e ne parliamo ancora, è quella del lavoro povero. Noi abbiamo in Italia, è stato anche citato, una quota importante di lavoratori che è pagata poco, perché i contratti non hanno tenuto il passo rispetto all'inflazione. Venendo qua ho sentito a Radio 24, citavano un po' di dati, pensate che nel giro di 6-7 anni gli alimentari sono cresciuti del 30%, è tantissimo, mentre i salari non hanno ancora raggiunto il livello medio del pre-Covid, cioè del 2019. Quindi voi capite che con una situazione del genere c'è tanta gente che deve fare il giro dei supermercati per cercare le offerte. Così funziona. Ecco, cioè, e su questo chi è responsabile di questo? Beh, da un lato c'è una responsabilità di un meccanismo che fa sì che tutto sia legato ai contratti nazionali, e i contratti nazionali però sono uno strumento molto vecchio e che fa fatica ad aggiornarsi rispetto a quello di cui c'è bisogno. Però qui magari chiamate a parlare qualcuno che se ne intende di più di queste cose di me, che sono un povero demografo. E questa è una cosa. L'altra cosa che c'è, ovviamente, per quanto riguarda il lavoro povero, è che noi abbiamo un sistema industriale, ne ho parlato anche prima, molto fortemente basato anche su imprese a bassa produttività. Cosa vuol dire? Imprese che hanno un margine molto basso. Non è un caso che ci sono alcune imprese, quelle grosse, non so, io conosco per esempio bene la realtà di Luxottica, che non ha problemi di lavoro povero. Ma perché? Perché gli occhiali gli costano 10, li vendono a 30. Capite? Cioè, mentre se certi tipi di lavoro tu produci 10 e vendi a 11 e quindi hai un margine molto limitato di poter aumentare i salari. Poi i salari non si aumentano solo con i contratti, si aumentano anche con i premi, si aumentano con come si chiama, premi di produttività, premi e altre cose di questo genere. Ecco. Caterina, i nipoti all'estero, l'abbiamo parlato. Cosa devo dirle? Questi vanno via perché abbiamo investito su di loro. Pensate che un anno di università di un ragazzo costa più o meno allo Stato, oltre alle tasse universitarie, costa altri 10.000 euro l'anno allo Stato. Quindi noi, se un nipote di Caterina ha fatto scuola, l'università, abbiamo investito decine di migliaia di euro su di lui e questi soldi qua li prende la Danimarca adesso. Non va bene sta roba. Andrebbe bene se ci fossero i danesi che vengono qua a lavorare, ma questi non ci sono. Capite? Cioè, se ci fosse uno scambio alla pari, allora potrebbe anche andare, vuol dire che siamo in Europa, tutti fratelli, tutti giriamo, eccetera, ma non è così. Allora, per questo l'unica cosa che si deve fare, appunto, è quella che si diceva prima, cioè andare verso sistemi a maggior produttività. Abbiamo bisogno di tante luxottiche. Ci sono anche qua delle belle imprese, anche nel Bassanese, che guadagnano bene, in cui anche i lavoratori prendono ben di più del minimo necessario. Cioè, quelle imprese vanno spinte, vanno aiutate, Noi abbiamo, ma se può continuare, abbiamo un costo dell'energia in Italia che è molto più alto rispetto alla media europea. Lo vedete anche voi nelle vostre bollette, ma lo vedono anche le imprese, in particolare quelle cosiddette energivore.
Provate a chiedere cos'è che c'è, quelli che fanno le selle qua, come si chiamano? A San Marco, cioè quanto gli costa l'energia quando devono fondere l'acciaio, roba del genere, eccetera. Cioè, non si può pensare su quello, bisognerebbe riuscire a intervenire, ecco, ma per riuscire a intervenire bisogna fare politiche sull'energia importanti, sulle rinnovabili, su altre cose. Non è facile perché l'Italia, è stato detto, no, che non ha materie prime, è costretta a lavorare sempre sulla trasformazione, però voglio dire, si sono viste anche delle cose che hanno funzionato. Quando ero in Parlamento io c'era stata l'industria 3.0, 4.0, come aveva funzionato bene? Perché l'abbiamo sospeso quel tipo di incentivi, quelle cose là? Bisogna andare avanti, cioè cercare di favorire le industrie che vanno nella direzione giusta, e allora sono anche quelli in grado di pagare di più e meglio i lavoratori e di dare condizioni di lavoro migliori. Facciamo un altro giro di domande, che dici? Se ci sono? Io non sono Paola, sono Patrizia. Patrizia, No, sì. volevo chiederle il discorso di incentivare le donne ultra quarantenni. Io ormai sono in odor di pensione e spero non aumentino i 3 mesi, anche se lei ha perfettamente ragione. Qual è il problema? Quando una signora di 40 e 50 anni si presenta a cercare lavoro, si trova insieme a una ragazza giovane, tendenzialmente viene scelta la giovane. Perché non è un investimento. E invece è la cosa più sbagliata, perché io parlavo con un imprenditore e ha detto: io me li scelgo ultra quarantenni, hanno 25 anni in prospettiva, hanno già i figli grandi, di solito adesso un po' meno perché hanno i figli piccoli, ma hanno altre prospettive, tra l'altro famiglie allargate, molte sono separate, quindi investono molto di più sul lavoro delle giovani. Però c'è questa grande difficoltà delle donne, soprattutto ultra cinquantenni, di inserirsi nel mondo del lavoro, anche se laureate. La domanda è: cosa si può fare per questo? E dopo, a proposito di politiche e di poca lungimiranza delle politiche. Il problema è che in Italia la legislatura dura 5 anni, e cosa fanno? Dappertutto è 5 anni. Ecco, ma cosa fanno i nostri governanti? Guardano al breve periodo, perché se fossero lungimiranti e guardassero al lungo periodo farebbero politiche diverse. Prova ne è il discorso della scuola. Sarebbe così semplice, facciamo la settimana corta, che oltre al risparmio, cioè oltre al costo zero, ci sarebbe anche un risparmio dal punto di vista energetico, perché al sabato non andrebbero il riscaldamento, cioè ci sarebbe veramente un discorso di risparmio. Non ci sarebbe il problema di chi deve andare via per il weekend, che il bambino sta a casa da scuola, e dopo un altro grandissimo problema è il discorso estivo. Il discorso estivo è un problema, io vedo tutte le mie colleghe, sono disperate, perché i Grest minimo costano dai 5 ai 600 euro. Quindi quelli privati, sì. Quelli privati, perché poi pubblici, cioè, ecco, una realtà come Bassano, ma nei paesi piccoli o c'è il parroco che organizza, o ci sono i nonni, o stanno a casa in congedo parentale, che per fortuna esiste finché i bambini hanno 8 anni. Grazie. Certo. Altre domande? Dai, coraggio. Prego. Sempre Paolo, naturalmente. Fra l'altro non è che sia un nome tanto comune, quindi... Alla nostra classe di età sì. Ah sì, ho capito. Paolo. Due cose. Lei aveva impostato sull'equilibrio tra entrate e uscite dal mondo del lavoro, non tra nati e morti. È un po' diverso, diciamo così, come equilibrio, nel senso che poi ci sono problematiche dell'età avanzata e le problematiche di quelli che devono andare a scuola.
E il secondo aspetto, l'ipotesi dell'equilibrio presuppone che il monte salario sia sempre uguale, in pratica che la produttività sia sempre uguale. Le trasformazioni tecnologiche che ci sono state in questi ultimi anni e quelle che si prevede ci saranno con l'intelligenza artificiale creeranno squilibri a prescindere dallo squilibrio demografico. Se sapessi rispondere mi farebbero presente a Repubblica. Comunque, che ore sono? Cosa dite? Rispondo a questo? Un'altra domanda magari e poi facciamo l'ultimo giro? Beh, un altro Paolo qua, dove sei? Prego. La faccio io. Allora, rispetto alle politiche per la Gianandrea, famiglia, giusto? Gianandrea ci aveva detto, beh, se volete vi parlo dell'assegno unico. Allora, ci parli dell'assegno unico brevemente. Va bene, allora, questo discorso dell'incentivare, diciamo, gli adulti maturi, in particolare le donne, a lavorare è molto interessante. È molto interessante perché effettivamente su questo lo Stato potrebbe intervenire in modo importante. Una prima cosa che si potrebbe fare, per esempio, è quello di non penalizzare il part-time. Perché tanta gente magari dice, ok, io lavoro per la famiglia, però magari 3 ore al giorno mi va bene lavorare. Adesso il part-time è tendenzialmente penalizzato. Anche per l'imprenditore non è molto comodo utilizzare il part-time. E questa può essere una cosa. È la scelta che hanno fatto l'Olanda, anche perché insomma i figli è anche gusto andargli dietro, cioè non è che uno li lascia là e torna a casa alle 9 di sera, eccetera, cioè tutti e due i genitori. È bene che ci sia anche la possibilità di essere più flessibili su questo. È la scelta che ha fatto un po' l'Olanda, la chiamano la scelta di un lavoro e mezzo. Cioè la loro idea era quella di dire che all'interno di una coppia con figli piccoli, naturalmente dopo quando sono grandi si arrangia, ma finché sono piccoli ci sia un lavoro e mezzo in famiglia e che questo sia sufficiente per mantenere. Ecco, all'inizio erano solo le donne, poi un po' alla volta hanno cominciato a prenderlo di più anche gli uomini. È un problema che anche qua culturale, insomma, cioè un po' alla volta su questo si può fare. Detto questo, si possono fare per esempio incentivi per gli imprenditori, di solito si fanno sui giovani o al sud, no? In realtà ci sono stati incentivi anche per il lavoro femminile, che adesso la quota di donne in età fra 20 e 60 anni che lavora è doppia rispetto a 30 anni fa. Cioè c'è stato un forte incremento. Cioè, quando ero piccolo io erano tutte casalinghe, o quasi tutte, come si chiama, le mamme dei miei compagni di scuola, eccetera, no? Per questo non c'erano problemi delle estati, delle cose, eccetera, perché c'era la mamma a casa, no? Ed era anche il periodo in cui bastava lo stipendio di uno per tirare avanti la famiglia, sia perché molte cose costavano meno, sia perché c'erano molte meno esigenze. Cioè non c'erano questi trabicoli qua che alla fine ti portano via i soldi, non si andava in vacanza praticamente, o si andava molto poco, o altre cose di questo genere. Si stava in colonia un mese, mi ricordo, insomma, anche voi avete vissuto queste cose. Ecco, quindi questo è importante. Il discorso delle scuole invece che ha ripreso la signora, ha ripreso Patrizia, è molto importante. E qui anche qua possono fare molte cose anche gli enti locali, cioè la provincia e il comune. Cioè, per esempio a Padova si sono moltiplicate le scuole superiori che non fanno scuola il sabato e tengono i ragazzi fino alle 3 di pomeriggio. Puoi farlo anche con le scuole medie, certo, bisogna volerlo fare. Cioè, non è impossibile, ci sono scuole medie che hanno il tempo pieno, sono poche, ma si possono fare. Cioè, quindi anche qua la spinta dal basso può aiutare molto, può aiutare. E allora io dico, andate a votare adesso per le regionali, eccetera, chiedete questo alla gente, quando ci sono gli comizi, non state a fargli domande nebulose su questo e quello, domandate, ma lei si impegna a lavorare per spingere le scuole a tenere aperte anche il pomeriggio? Cioè, bisogna fare queste domande qua ai politici. Ti risponderanno di sì, magari poi non lo fanno, ma intanto avete buttato il seme, avete capito? Cioè, mostrate quello che veramente interessa alle famiglie, interessa alla gente.
non discorsi generali sul mondo, sulla pace, su questo, su quello, cose importantissime, figuriamoci, ma quando si parla della regione, del comune, della provincia, quello che possono fare sono ste robe qua, almeno in parte, ok? Ecco, invece Paolo, equilibrio fra le entrate e l'uscita nel mondo del lavoro, invece nati e morti. Beh, parlare di equilibrio fra nati e morti ormai è una disperazione, nel senso che i morti sono molti di più dei nati e sarà sempre di più anche nel futuro, a meno che non abbiamo un boom di natalità che non si vede però, perché i morti, il numero di decessi aumenta, se non altro perché aumentano gli anziani. Cioè, mi metto dentro anch'io, cioè, questo è così, perché, però è vero che se noi riusciamo a aiutare le persone che vogliono avere, guardate che adesso in Italia il numero di figli desiderati è circa un terzo di più di quelli che nascono. Cioè tanta gente rinuncia ad avere il terzo figlio o il secondo figlio perché, come si chiama? Perché non ce la fa da un punto di vista proprio economico, di organizzazione della vita, eccetera. Oltre al fatto che è stato citato prima delle rotture di coppia che si sono aumentate tantissimo, anche quella è una cosa importante. L'altra cosa è che dobbiamo aiutare anche i giovani a iniziare presto la vita di coppia, la vita riproduttiva. In Italia abbiamo un'uscita dei giovani dalla famiglia che è di 10 anni più alta della Danimarca, tanto per dire. Cioè, capisco che siamo un mondo fatto diverso dai danesi, dagli svedesi, eccetera, però viva Dio, sti ragazzi che non riescono ad uscire perché non si trova un affitto decente, non si trova una possibilità. Anche qua è fatica, però su questo, perché è così? Perché ormai abbiamo un sistema abitativo che è basato sulla casa in proprietà in modo parossistico. L'85% degli italiani vive in case di proprietà. Vuol dire che l'altro 15% non trova niente, cioè fa fatica o ti chiedono affitti assurdi. Questo problema ce l'abbiamo, non so qua a Bassano, perché non conosco la realtà locale, ma penso che sia più o meno simile. Ma a Padova è pazzesco perché a questo si aggiungono i 70.000 studenti che ci sono a Padova e si aggiungono poi anche tutte le case di vacanza. Cioè se io adesso ho un appartamento e l'affitto come casa di vacanza, sono infinita, mi guadagno molto di più che affittarla a una coppia e guadagno, e in più sono anche sicuro che la casa mi resta a mia disposizione quando voglio. Anche su questo purtroppo devo dire che la legge che è stata fatta in Italia, che è stata fatta adesso, è una legge all'acqua di rose. Adesso per un comune non è possibile decidere che un quartiere non può essere utilizzato per case di vacanza. Cosa che si può fare in Spagna, per esempio. A Barcellona alcuni quartieri hanno detto no, qua case di vacanza non si fanno, perché se no si snatura tutto. Chiudono i negozi, chiudono le scuole, chiudono le robe. Ecco, in Italia non si può fare, perché c'è una legge nazionale che dice che uno è libero nel suo appartamento di fare più o meno quello che vuole se rispetta alcune regole, tipo l'estintore e altre robe di questo genere. Ma perché mai così? Perché deve essere così? Non devi lasciare libertà ai comuni? Perché per alcuni comuni piccolini, per esempio in certi posti, le case di vacanza sono un toccasana, hanno permesso di risanare case, eccetera, così. Si parlava prima di San Nazario e roba del genere. Cioè, i comuni dell'Alta Valsugana, sta roba qua può funzionare anche bene per certi versi, no? Perché sono vicini alla stazione, quindi riesci col treno. Cioè, però per alcune zone, io parlo di Padova, parlo di Bologna, parlo di Milano, eccetera, è una tragedia sta roba per i giovani. Ecco, trasformazioni tecnologiche. Allora, sull'intelligenza artificiale magari fate un incontro apposta su questo di gente più esperta che vi dice. Quello che posso dirvi io è che negli ultimi 200 anni ci sono state delle innovazioni tecnologiche ben più radicali dell'intelligenza artificiale, che però nessuna di queste ha portato a un calo del numero di lavoratori. Adesso la gente che lavora è molto di più di quella che c'era 50 anni fa, 100 anni fa, 150 anni fa. Perché fino adesso le innovazioni hanno sempre generato nuovi settori, e nuova innovazione che poi ne ha generati altri. Ecco, questo non vuol dire che andrà avanti sempre così. Ci sono alcuni lavori che andranno via, come non ci sono più le latterie adesso. Ci saranno alcuni lavori che magari non ci saranno più, spero quelli noiosi, ma ecco. Però
Questo finora ha portato a un incremento del numero di lavoratori molto alto. Non c'è nessuna legge economica che ti dice che questo accadrà anche in futuro. Però io su questo tendo a non essere troppo pessimista, se devo dire. Ecco, ultima cosa, il discorso dell'assegno unico. Beh, l'assegno unico, diciamo, è stata una modernizzazione del modo con cui si aiutano le famiglie con figli. Vediamo com'era prima dell'assegno unico. Prima dell'assegno unico, gran parte dei soldi venivano dati o con le detrazioni o con gli assegni familiari. Solo che per avere una detrazione devi avere un reddito. Per avere l'assegno familiare erano date solo ai lavoratori dipendenti praticamente, con qualche eccezione ma molto limitata. Con il risultato paradossale che se una persona diventava disoccupata, perdeva le detrazioni perché non aveva più un reddito e perdeva l'assegno familiare perché non aveva più un lavoro. Mentre l'assegno unico è dato a tutti i bambini, tutte le famiglie con bambini sotto i 18 anni, o anche in realtà fino ai 21 con delle diminuzioni, indipendentemente dal lavoro dei genitori. L'unica cosa è che la quantità di soldi che prendi dipende dall'ISEE, dipende da quanto, dalla condizione familiare della tua famiglia. E funziona adesso che metà delle famiglie prende il massimo, più o meno, cioè prende più di 200 euro adesso a bambino, al mese. È tanto? È poco? Allora, in una famiglia, diciamo, modesta, 200 euro al mese per il bambino sono più o meno metà del costo del figlio. In una famiglia ricca no, ovviamente, perché spende di più per i figli. È anche vero che a loro gli diamo meno come assegno unico. Abbiamo su questo copiato più o meno quello che fanno in Germania, solo che in Germania è flat, cioè danno gli stessi soldi a tutti. E noi invece, siccome avevamo meno soldi, ecco, comunque alla fine si sono aggiunti 6 miliardi freschi rispetto a quello che si faceva prima, e adesso, e in più l'assegno unico è, come si dice, diciamo aumenta con l'inflazione, cioè è indicizzato all'inflazione. Quindi adesso sono 20 miliardi l'anno, un punto di PIL, che viene dato in aiuto alle famiglie, ed è una cosa importante. Ha portato, hanno fatto i conti, a una diminuzione della povertà, specialmente delle famiglie che erano più povere. Ancora non si sa bene se ha portato anche a un incremento dei figli. Quello è complicato perché bisogna andare a fare dei calcoli complessi, bisognerebbe vedere cosa sarebbe successo se non ci fosse stato l'assegno, tutte queste cose qua. Cioè, sono gli studi che facciamo noi o che dovremmo fare noi se avessimo tempo di farli. Ecco. Però ecco, queste cose qui, diciamo, è stato un passo avanti. Non è questo che risolverà il problema della natalità in Italia per i motivi che vi ho detto prima, no? Ci sono tante cose dietro la bassa natalità. Ci sono anche tante componenti culturali importanti. Noi abbiamo visto per esempio che hanno meno... Perché il problema è che il valore che una persona dà al figlio. Cioè, è chiaro che avere un figlio ti costa di più che non averlo. Bisogna vedere se tu ritieni che il vantaggio che ti dà il figlio in termini di gioia personale, in termini di idea della vita che hai, è maggiore dei costi che sai che avrai. L'impressione è che adesso, almeno dai dati, c'è gente che fa fatica a avere figli, specialmente quelli che vedono, che hanno un'idea pessimistica del futuro, quelli che... C'è anche un aspetto religioso, c'è la gente che crede in Dio ha più figli di quelli che non crede, per esempio. Beh, così viene fuori dai dati. Cosa ci sia dietro a questo non lo so, ecco, però è possibile, cioè, c'è anche l'idea che uno ha della vita che uno vuole avere, ecco. Un altro dato molto bello è che hanno più figli quelli che hanno più fratelli, cioè la gente tende a replicare il modello di famiglia in cui è vissuto, e anche questo è un bel risultato. Fra l'altro è interessante perché questo dovrebbe far diminuire il calo della natalità, perché se hanno più figli quelli che hanno più fratelli, quelli che non hanno fratelli ne hanno meno, e quindi vabbè, insomma, non importa. Ecco, va bene signori, vi ringrazio voi, ringrazio anche l'invito a Bassano, che vale sempre, anche solo la passeggiata in piazza vale il viaggio, ok? Grazie a voi, arrivederci.